Vabbè, partiamo. Che bello Ugo, che neanche mi abbaia. Ugo, miracolo. Che bella giornata. Allora ho tutto. Chiavi, soldi, camera d'aria, robe varie. Sì, posso andare. Mascherina, ovvio. Assunto di 3 mesi di quarantena. Ciao Bragotters! Dopo aver preso la mascherina partiamo per il viaggio della speranza. Ed è subito slalom tra le scatolette di tonno. Subito in discesa. Opa, prendi la scia Roby. Ma va piano che ti sei appena partito. Salutate il cantiere del Ponte Vecchio. Beh dai, sono quasi a metà. Dopo 6 anni. Bene, dopo essere usciti dalla splendida cittadina di Bassano del Grappa, chi mi segue in Instagram sa il giro che volevo fare oggi. Infatti avevo dato un'anticipazione. E chi ha visto il video di presentazione del mio essere ambassador in Villiers sa, piacciono questi accenti. Tatan, che la bici che mi hanno dato è una bici studiata per le lunghe distanze. Infatti ha il nominativo di endurance. Quindi potevo evitare di provarla nel migliore dei modi? No. E visto che la mia genialità corrisponde spesso a stupidità, lo so, oggi ho deciso di fare l'anello del Grappa, che non devo andare in Monte Grappa ragazzi, se non mi vuoi vedere morto. Ma ciao. È comunque un signor giro di 110-120 km che però presenta 2 problemi. Il primo è che non l'ho mai fatto e di conseguenza non so bene come siano le strade. Il secondo è che non so quanto sono allenato per poterlo fare. Staremo a vedere. Quindi fossi in voi guarderei il video fino alla fine, sia perché sono al 10° chilometro e sono già morto, e sia per vedere se mai riuscirò ad arrivare a casa prima del buio, perché ho ste idee. Accostando il fiume Brenta, che è quello che di solito mi bevo al bar il venerdì sera, dovrei passare attraverso 3 province: quella di Vicenza, dalla so partio, quella di Belluno e quella di Treviso, sempre in Veneto. Che bella regione ragazzi, che ho veramente tutto: fiumi, laghi, sassi, montagne, e poi siamo vicini all'Islanda, dai. È vicino a Padova, all'Islanda. Il mio segreto personale per fare dei giri così lunghi è non partire subito a tutta. Dai qua su sto strappetto, fai vedere chi sei, rapportone, e su a 25 all'ora. Ecco, l'ho appena parlato. Sì. E tecnicamente mantenendo una media di 25 km orari dovrei farcela in 5-6 ore. Il vero dubbio sono le tappe, in quanto passerò sia vicinissimo a Pedavena, e là cosa vuoi fare? E sia a Valdobbiadene, sperando che tu ti faccia ponte se tutto sarà. Al manco non torno domani mattina. Altro piccolo strappetto di San Gaetano. In piedi adesso, tutto dai, tutto. Sta sentato. Ciao. Tutto adesso, limite dei 30, devi superarli. Dove vai? Per fortuna che hai detto di partire piano. Sta sentato, sta buono. Butta sul cambio. Le bragottate e che i frullate tienile per dopo. Goditi qui 200 metri di discesa. Giù le mani sul manubrio. Dai a tutta. Dimentica i freni. Spingi. 30 all'ora dove? Siamo minimo 80, 47. Se già finia. Però vabbè dai, è sempre bello. Tappa acqua, che al Cornale tutto dovrei bere tranne l'acqua, ma dopo 25 km non posso permettermelo ragazzi. Anche sì dai. No, dopo Roby, fisso sull'obiettivo. Quanto mi sono pentito di non essermi fermato a berne una, ma giusto così. Bisogna porsi obiettivi man mano. Quindi la birretta la beviamo a Pedavena, dai. Cosa fai? Te ne privi? E da qui comincia la ciclabile del Brenta, che mi accompagnerà fino a Primolano e alle sue scale. E scale, sinonimo che va su, no? Guardate la meraviglia di questo posto del Brenta, di quanto è pulita l'acqua in questo periodo. È veramente assurdo di quanto poco ci vorrebbe a stare attenti a preservare la natura e quanto siamo imbecilli nel distruggerla. Ma ora, visto la particolarità del giro, che è tutto in Veneto, ho deciso, prendendo spunto da un video di Dino Scantà, di darvi lezioni del dialetto, ovvero alcuni significati della parola mona in Veneto, e lo farò man mano. Occio qua, occio. Porco. Partiamo dal primo e più comune esempio. Arriva un vostro amico, cosa gli dite? Ciao amico, ciao bro, yo one two. No, mona! E ha un significato a doppio senso. Significa sia ciao amico, salve mona, ecco, e sia una persona magari non troppo sveglia, ma comunque simpatica. Carbonasso, ma è il secondo, ma che schifo! Ti odio. Ecco, supponete di vedere una cosa che non vi piace, ad esempio Carbonasso a.k.a. serpente, a.k.a. vipera mortale, a.k.a. black mamba, la prima cosa che fate è prendere spavento. E cosa dice un veneto quando prende spavento? Ma vai mona! Che schifo! Entriamo nella provincia di Belluno. Mi viene già mai controvento anche. Ma vai mona! Appunto, con una nonchalance che neanche Miguel Angel Lopez dell'Astana al Giro d'Italia, cretino, mi appresto a fare le scale di Primolano. Il primo pezzo ovviamente è il più ripido, e in moto dammi un tiro. No, bisogna partire con calma, perché se parti subito a stecca nel pezzo più ripido, dopo non ne hai più. Quindi calma Roby, te devi ancora mangiare, te anche a sorpresa poi fioi. Che sboro. Dai, pian piani. La frullata dopo con calma, sta attento, ricordati di respirare nei tornanti, dimentica di avere Strava. La fortuna è che i risultati non li vede più nessuno, se no paga. E via, su gasato. Non alzarti sui pedali, esprimi la tua massima potenza da sentare, però va piano. E te ciacqui anche. Altro tornante. Vi ricordate il video dove davo un nome a ogni tornante? Tornante Emily, tornante Raven,
Raven, tornante Alexis, tornante Natalie. Lo rifaremo. Scrivetemi qua sotto chi potrei prendere come soggetto, anche se so già le risposte. Viva la Mona, che altro non è che viva la altro tornantino e via gasato. Sta sempre a sentare, ma non potevano inventare le salite in discesa, no? Controvento e salita c'è solo una cosa da fare. Roby Sagan, fai che non c'è nessuno, è il momento. Roby, fai vedere cosa hai imparato. Wow, ancora no, sì, ma chi sei? Sta imparando, pian piano. Da 2 metri riesci a farne addirittura 3. No, forse perché ti si finì, prova dopo, va. Ciò non toglie che la comodità di questa bici è imbarazzante. Veramente non ti viene neanche voglia di alzarti sui pedali per sgranchirti il sederino. È veramente una poltroncina. E va, se spigo, va, è veramente bella. Per chi volesse vedere la bici, il suo prezzo, la sua componentistica e tutte le varianti, primo link in descrizione. Cliccateci, Sì, vai sul tornante deciso. Sta sentava. De qua controvento dea no. Decidete, va solo dea. E dopo aver visto il terzo carbonasso, io giuro, fioi, ma non se può. Ma sono tutti fuori oggi perché hanno visto un po' di sole. Non sì, in quarantena che voi altri. Bestie! Che merda! Era anche verdino. Verdino vuol dire veleno, vero? Dai Roby, su gasato adesso, in piedi sui pedali. Fai vedere qua. Chi è più duro? La salita o te? La salita sicuro, sta sentando. E dopo aver fatto con una scioltezza assoluta le scale di Primolano, mai andato così pian, direi che potrebbe essere ora di una piccola prima pausa. Anche perché sono partito da casa senza mangiare. Tra le altre cose, essendomi un po' rotto le balle delle barrette del Lidl, se qualche azienda di integratori fosse interessata mi scriva, Cosa ha fatto il buon Bargotto stamattina prima di partire? Ta-da! Un ottimo panino al salame, tutto bello su a soppressa non avevo, vabbè. Comunque sto paese dovrebbero chiamarlo la terra dei serpenti. Ne ho visti altri 2 morti, ma altri 2. Ecco perché non vado in mountain bike. Arsie, che bello. Lì c'era un cassonetto con scritto solo pannolini. Ti pensa l'odore del merda là dentro. Il Veneto che non butta via niente, ricicla tutto, che quando fa freddo d'inverno si gira in mudande per star più caldo. Io mi lavo, sempre una volta al giorno almeno. Sono un ragazzo pulito. Oh, che meraviglia il lago di Arsie. È artificiale, bellissimo. Oh, c'è qua la rotatroia. Sti freni a disco cosa sono? Puoi staccare all'ultimo. Ma che meraviglia. Quanto sei bella, quanto sei buono te. Sei veramente bellissima. Poi sei proprio rossa. Mamma che buono. Vabbè barrette, ma un po' di salato. Massa buono. Visto che quando faccio video devo portarmi dietro un po' di roba, batterie, bastone GoPro e tutto quello che badrio, Biller fa anche queste borsettine da sottosella e da telaio che sono veramente di una comodità incredibile. Per chi volesse darci un'occhiata, in descrizione trovate il link del sito. Ve le consiglio. Non danno neanche fastidio quando pedali. Perfette. Magari che gara ragionare, no? Da qui in poi non ho la minima idea di dove sono, quindi mi affido al Garmin, ma so che dovrò andare verso Pedavena. E non andiamo in salita, vero Garmin? Dimmi di no. Basta. No, vabbè, vuoi che non mi fermo qua? Ma guarda quante mie ex. Ciao patatina. Cioè, Eli, Luan, Eric, vieni qua a salutarmi. Dai, non farlo offesa. Ciao piccolina. Vabbè, copeve. Che vacche. Io vi voglio bene. Siete la cosa più bella del mondo, voi donne. Certo che quando non capì un cazzo, non capì veramente un cazzo. Credo di essere una strada vecchia che Darsier porta verso Feltre e non passa una macchina manco se la paghi. E sono in situazioni come queste che penso quanto sia bella la bici, perché ha quella velocità che non è come andare a piedi, dove tutto è troppo lento, e non è nemmeno come andare in macchina, dove tutto è così veloce e così distratto. Ti fa vedere con la giusta velocità quanto sia bello ciò che ti sta intorno. Non trovate? Devo fare il poeta. Oh, c'ho qua un'altra rotatroia. Ah, ma vai in Mona, va dove che so, con Zaso. Vuol dire che vai in su, trasformati in Roby Ciccone. Sta buon e va avanti. Ragazzi, siamo al 45esimo chilometro, ovvero a un terzo. Bene, e chi torna in drio qua adesso? Bellissime queste stradine. Tra le altre cose, se non avete il Garmin, ma avete un po' di senso di orientamento che io non ho, è pieno di indicazioni. Anello ciclabile del Grappa. È veramente difficile sbagliare. Piccola pausa acqua. La Madonna, che getto è! Va bene, ok, a posto e via verso Pedavena. Quanto sei bella. Visto che siamo su una strada tranquillissima, passiamo al dolcetto del Lidl, che altro non è una barretta di frutta secca, che sa da, non lo so. Ecco, tornando al significato della parola mona, qua era 3 bemone, ovvero delle ragazze piacevoli. È sempre così. Una era anche rossa e come ben savi, rossa de peo, matta per lo sé. Non chiedetemela di tradurre. Io ora sono davanti a un dilemma esistenziale. Il Garmin mi manda verso destra, ma io che conosco queste zone, qua a sinistra si va verso il centro di Pedavena. E cosa c'è a Pedavena? Aspetta che facciamo sta rotatroia. La birreria Pedavena. Saranno cosa? 6-7 km in più a un giro del 120. E cosa fai? Non vai a berne una? Peccato che sei salita. Ma non si va in bici anche per questo? Da buon Veneto non posso dir di no. Andiamo in birreria avanti. Una è giusto perché sono a metà giro. Mado, eccolo qua, il Paradiso Veneto, una fabbrica gigante di birra. Saranno le piscine dentro. Croce Daune, Giro d'Italia, giugno 2019. Peccato
in ritardo di un anno fa giusto, lo sto facendo anche per te. Giro eccoci qua, Gesè più moto che macchine, che bello. Andiamo dentro in bici noi. Ciao, ti posso chiedere una birra media per favore? Grazie. Quant'è? 4 euro. Grazie mille. Ragazzi, 4 euro birra da mezzo artigianale. Salute. Mamma che buon, che buon. Ultimo goccio. Poi ditemi dove si trova una birra da mezzo 4 euro. Sono in Veneto. E dopo un fuori rotta più che meritato, ma quanto gli era buona, andiamo in direzione Valdobbiadene, che poi anche Valdobbiadene, per fortuna che il percorso non prevede di passare per il centro. Ma vabbè, anche la Parigi-Roubaix dovevo fare. Senti che casino, è veramente comoda sta bici anche sul porfido. Certo, ci sono sempre le palline giganti del bragotto che fa ta-ta-ta-ta-ta-ta. Però go e vai massa grandi, magari è il momento di svuotarle. Là, non è che mi sono pisciato addosso, è svuotarle in un altro senso. Ma dove di discesa giù in carena qua? Dai gasato! Cos'è? Fuori rotta pieno? Come fuori rotta? Dove devo andare? Ma va bene, l'era discesa va benissimo. Ci sono poche certezze nella mia vita. Potrò avere qualsiasi navigatore, qualsiasi GPS, qualsiasi telefono, ma di sicuro mi perderò sempre. E che vado in montagna a cazzo, non potrò mai fare una guida alpina. Per fortuna, sento che do coglioni. Ma come? Mi sono trovato in un punto dove devo fare ciclocross? Ma via Vergine, non me l'avevate detto? Dai gasato Roby, attraversiamo la ferrovia. Ma dove sei? Ma dimetti. Per fortuna che a bici non pesa una minchia. Ma siamo sicuri? Qua mi serve una mountain bike. Miller, ci siamo capiti? Dimmi che qua non è sterrato, dimmi che so giusto. Garmin, ricciappate. Sì. Attenzione, Parigi-Roubaix. Ma chi siamo? Sei San Pietrini? Mado! E adesso? Pezzetto di salita e scatta subito, Roby Sagan. No. Eccolo! Ormai ragazzi non ce n'è più per nessuno. Ma vabbè, siamo a Busche, è famoso per una cosa, il latte. Eccolo qua. Come ormai avete capito, a me piacciono poche cose nella vita, da mangiare intendo. La cioccolata, le birrette, carboidrati e anche il gelato. Cos'è? Vuoi privarti di una pallina gelato al bar bianco di Busche? No, non si può. Gelatino. Salve carabinieri, buongiorno. Come non detto, c'è tanta di quella gente che magari vengono un'altra volta. Ogni scusa se buona fa mangiare qualcosa di fresco e che non sa da pesse. 200 persone mancano. Sì, c'è da dire che da mangiare mi piacciono anche un sacco di altre cose. Ci siamo capiti. Il gelato magari lo teniamo per la prossima volta. Oh, il Piave! No, dovevo andarti a... Il Piave, mormorava. Calma, placido, assaggio. Certo è che potevate dirmelo che c'erano 16 km di statale molto ampia, perché come vedete c'è la zona per le bici. Tutto controvento! Ma sì, oh matti. Sono sentito come Daniele Bennati quando gli tiravano le volate, ma io non avevo nessuno davanti però. Daniele, dammi qualche consiglio per piacere. No vabbè, e questo ponticello meraviglioso, enduro? No, ma che bello è. Devo farvi vedere il Piave. Guardate la meraviglia, il colore dell'acqua. Non so da quanti anni non la vedevo così limpida. Incredibile. Forse perché magari le aziende hanno finito di scaricare merda, così tutto sarà cosa di zio. Che bello. Signora, mi scusi, posso chiederle un piacere? Mi riempie la borraccia d'acqua? Posso? Grazie mille. Ah beh, perfetta. La fonte? Il giorno d'oggi tutti l'hanno sull'abitazione, una voglia prendere sul tegorso. Sì, adesso c'è il rubinetto. Grazie signora, gentilissima. Figurati volentieri. Le devo qualcosa? No, per amor del cielo. Ora grazie. Che l'acqua fa bene. Devo andare a Bassano, è lunga? Bassano di Grappa. Sì. Andavo tante volte come marito. Grazie, arrivederci. Certo, potevo chiedere che un'ombra de vin e secondo me me la dava, ma l'ospitalità veneta. Che popolo siamo? Era ovvio che prima o poi avrei dovuto trovare un altro strappetto, che per carità niente di impegnativo, la gente che va. Però dopo 88 km. Vai Mona, carabinieri buongiorno. Dai in piedi sui pedali. Dai gasato Roby, trasformati Roby ciccone. Non pensarci, no, sta sentà. Esprimi la tua massima potenza da seduto. Tieni il sangue nelle gambe, non nelle braccia. Guardati in giro, fa finta di niente. Parla da solo. Aiuto. Grande Roby, centro paese. Andiamo su. E mi ha fatto venire su per tornare giù. Vediamo il cartello cosa dice qua. Eccolo, non so neanche dove che so. Ho un pelino di discesa. Aspetta che mi alzo in piedi, faccio prendere aria alle palle. Mamma! Mamma, le mie palline. Ce le ho ancora, Ogni tanto bisogna fare che torre aria. Qua c'è un pezzo in discesa. Visto che ho la Max dietro, possiamo provare ad attaccarla da qualche parte? Guardate cosa mi sono inventato per voi, per portare nuovi contenuti eccezionali al canale. Io farei un sondaggio Instagram. Pubblichiamo la storia in Instagram. Se volete partecipare ogni tanto alle mie follie, mi trovate lì. Non oso immaginare. Fatto. E proviamo sta discesa. Accendiamo la Max. Mi piacciono ste robe perché le prove le faccio con voi. Boh. Se non provo io ste cazzate, chi mai? Facciamo passare lui. Se sentite un botto, sapete già perché. Ora giù in carena, giù sui manubri, velocità massima e si vola ragazzi. Andiamo a riprendere la mountain bike. Buttati a destra col ginocchio. Dai, attento alla GoPro, buttati a sinistra subito. Guarda quella arrabbiata. Arrabbiata 1, arrabbiata 2. No, Roby, ma chi sei? Tutto a sinistra adesso. Taccatona con i freni a disco. Se il camion mi ritrova sul Piave. Maria.
troia. Che bello è stato. Sono troppo curioso di vedere cosa è venuto fuori. Ciao GoPro. Tutto sto bordeo per 30 secondi di gloria. Una volta devo fare la discesa dal grappa, giusto per avere contenuti che durano circa mezz'oretta. In discesa intendo, però vuol dire anche andare in su. Ma voi ditemi se mi devono venire queste idee di test tecnologici. Quali altri canali vi portano contenuti così spettacolari? Neanche Jackass ai tempi. Diffidate dalle imitazioni, ragazzi. E adesso dove devo andare? Ah, ora so dove sono. E davanti a questa rotta troia mi trovo di fronte a un dilemma vitale. Ora vi spiego. Qui sono davanti a uno dei più grossi dilemmi veneti. A destra torniamo verso casa dopo 90 km e ne abbiamo ancora tipo una trentina. A sinistra abbiamo 6 km di salita che porta a Valdobbiadene, città del prosecco. Ora sono veramente stanco. Altro sondaggio Instagram. Ci sta. Storia Instagram fatta. Io ho imparato a conoscere i miei follower e so che mi volete bene e so che starete votando per andare a casa. Io credo che nella vita bisogna sempre seguire ciò che dice il cuore. Quindi andiamo a casa, dai. Casa un cazzo, andiamo a Valdobbiadene. Ma ve pare? Vai in mona, Roby. Te le tue idee. Aggiungiamo altri 12-15 km al percorso e dopo 93 km via 6 km di salita. Bravo! Vai in mona il cuore, vai in mona i polmoni, vai in mona il monorene, dasi in mona a tutti. Perché quella volta ho seguito le mie passioni? Non potevo parlare di finanza. E avrei avuto anche a piskei. Ma per passioni intendo snowboard, montagne, bici. Sì, loro. Mannaggia a me. Che poi magari arrivo su e tutto sarà. Costo di andare su una fontanella dove esce prosecco dal 1906. Dei neanche pa scherzo. So proprio mona. Inteso come una persona non troppo intelligente in questo caso. Dai in piedi, Roby. Dai che è tardi, sono le 6. Sta a sentà. Sei proprio mona. Ma mona. E benvenuti a Valdobbiadene. Prosecchino al volo. Non potrei dir di no. Nel primo bar che trovo. E poi corro verso casa. Se no arrivo domani mattina. Parcheggiata. Ciao, posso chiederti? Mi fai un prosecco per favore? Grazie mille. Dasi mona tutti quanti. Grazie. Quant'è? 3 euro. Grazie mille a te. 3 euro. Prosecco in centro Valdobbiadene. Con tanto di spuntino al salame. Che avrà visto in faccia. Mamma che buono. Comunque mi sono innamorato di una cameriera. Non lei, l'altra. Se vedrai mai questo video contattami, Che carina. Salute ragazzi. Che bontà. Crostino andato, prosecchino andato. E la cameriera era proprio una bea mona. Inteso come ragazza alquanto piacevole. Bellissima. Eccezionale. Non avete idea di quanto gli era buona la mona. E il prosecco intendevo. Innamorato. Vabbè, mancano solo 40 km. Che fatica. Garmin dice 3500 kcal perse già. Vabbè che ho introdotto dei liquidi. Ma mi chiedo, i ciclisti che fa per strada correndo, ma come cazzo fai? Ti abbassi la salopette e tiri fuori il biscione? Ma in corsa veramente? E quei da trio? Non so bon. Anche perché adesso giù sui manubri. Mamma, senti questi freni a disco che non tocco in curva. Ma come le pennella. Occhio. Ma vabbè. Ma che roba è sta bici? Bellissimo. Voglio andare solo in discesa. Voglio far downhill con la bici da corsa. Riattraversamento del Piave. Il Piave, mormorava. Riattraversamento della rotta troia, dove ovviamente abbiamo scelto il cuore. Peace out. E adesso via verso casa. Otto, sono di nuovo alla salita del Tempio di Canova. Sicuro che vado a farlo adesso. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa, più fragrante. Cosa dite ragazzi? Andiamo in Montegrappa? Da Semonzo? Sì. Ma neanche. Eccoci qua. È al 130° chilometro esatto. Per chi volesse vedere il percorso basta che mi segui su Strava cercando il mio nome e cognome Roby Bragotto. Mi piglio 2 secondi per ritornare a un aspetto normale. Vediamo se riesco a fare la curva senza mani. Mari. E vi racconto 2 cosette. Oh, voilà. Ebbene sì ragazzi, non ho più accesso in cucina. Sì beh, ho sempre un gran bordeo, però ho quasi una doccia. Ma vabbè, questa è una lunga storia. Cosa ho capito da questo giro infinito? Ho capito che con le giuste motivazioni e con la giusta attrezzatura, vero Ugo? Cosa dici? Veramente siamo capaci di qualsiasi cosa. Io non credevo essere riuscito ad arrivare a casa, lo ammetto. E questo mi ha dato l'idea per i prossimi video. Tant'è che mi è venuta voglia di andare al mare. Sempre in Veneto restiamo. O perché no? Anche al lago ora che hanno aperto le regioni. Che spoiler che vi ho dato. Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale qui sotto, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina. A voi non costa niente ma porta il beneficio. E in più non vi perderete né i prossimi episodi né quelli vecchi. Non vi costa niente, dai. Su. Seguitemi su Instagram per vedere live dove sono e, come avete visto, interagire con me attraverso sondaggi, storie, bla bla bla. E per chi volesse avere info della bicicletta e di tutti i prodotti Villiers, in descrizione trovate i link sia della bici che del sito. Dateci un'occhiata. Anche per questa volta è tutto. Ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Grazie ancora a tutti. Ciao! Se negli anni ho capito che con la forza di volontà si è in grado di fare qualsiasi cosa, lo devo un po' anche a te. Ciao tonno!